Per la FIDAL Veneto è tempo di campionati regionali individuali assoluti che in questa stagione si svolgono in 4 diverse giornate. E dopo Bussolengo e Padova sabato è toccato a Vicenza ospitare le gare valevoli per l'assegnazione dei titoli. Al Campo Perraro protagoniste le ragazze dell'Atletica Vicentina, società organizzatrice della manifestazione. Laura Strati conquista la maglia di campionessa nei 100 piani, mentre Aida Valente e Nausicaa Minuzzo si impongono nel giro di pista, rispettivamente nella categoria assoluta e promesse. Per le donne in maglia arancio quest'anno grandi risultati e tra poco a Sulmona si corre per l'oro. Quest'anno sono 3 finali scudetto su 3, con scudetto conquistato alle allievi in giugno, le Under 23 che saranno a Modena per la finale oro e anche le assolute che raggiungono questo storico traguardo per noi di essere nella finale delle migliori. E quindi è un risultato notevolissimo che ha i suoi basamenti sia su atlete di assoluto valore e soprattutto nel tempo come Aida Valente, ma con le nostre giovanote a partire da Ottavia Cestonaro, dalla Scappin, dalla Pento, dalla Reginato, dalla Del Bono e tutte le altre che ci hanno portato lo scudetto con le allieve, ma che sicuramente daranno manforte anche con la squadra assoluta. Campionati di società sul Mona, siamo in finale oro quest'anno, per me ho tripla gara che sarebbero i 400, quelli che ho fatto oggi, e i 400 ostacoli che sono la mia specialità e la staffetta 4x4. Puntiamo a essere tra le prime in squadra. Do una mano per fare la staffetta, speriamo che il contributo possa essere rilevante. Continuare ad allenarsi e cercare di andare sotto il minuto nei 400, questo è il mio obiettivo, pochino ma per me è già tanto. I maschi invece gareggeranno nella finale argento di Macerata, trascinati da Michael Tumi, fuori gara qui a Vicenza nei 100 metri e reduce dai mondiali di Daegu dove è stato quinto con la 4% e dal doppio impegno del meeting di Zurigo. Sentiamo il racconto della sua esperienza mondiale. Io ero un esordiente a questi livelli, è stata un'emozione grandissima e sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Un quinto posto è comunque una posizione meglio di quella che era stata fatta a Berlino. È vero che avremmo potuto fare di più considerando i tempi della finale, però abbiamo rischiato, non è andata benissimo, però siamo arrivati quinti e siamo soddisfatti del risultato. E da un militare ad un altro. Nel giro di pista il successo va al poliziotto Domenico Fontana. Per lui è una gara tranquilla che serviva più che altro da test dopo lo stop forzato causato da un virus influenzale. Non avevo delle grandi aspettative cronometriche proprio perché rientravo dalle gare, era più che altro vedere come stavo in vista poi di cominciare le preparazioni invernali. Comunque sono contento perché ho fatto una prima metà gara sui livelli miei soliti, poi la mancanza di forma ho chiuso un po' piano, ma sono contento di questo titolo perché è la prima volta che vinco un titolo regionale in Veneto. Dalla pista alla pedana, nel triplo il titolo di campionessa va ad Alessandra Pietrogrande che con 2 salti vince la gara e ritrova buone sensazioni in vista della finale di Sulmona dove Assindustria tenterà di rimanere in oro. Nel lancio del disco, al termine di una prova lunga e faticosa, la vittoria va a Giulia Barberi del Bentegò di Verona. Oggi sono venuta a fare un allenamento, delle prove in vista della finale dei CDS a Sulmona. E avevo in previsione di fare 2 salti, 2 ne ho fatti e va bene così. Ho fatto rincorsa ridotta, è da 2 mesi e mezzo che non salto per un infortunio, quindi pensavo di fare questa misura e va bene insomma. Sentivo il primo lancio abbastanza buono, discreto anche come sensazioni, poi purtroppo per le lunghe la gara, quindi molto difficile sotto il sole, poi mi sono allenata anche poco quest'anno, quindi purtroppo questi sono i risultati, speriamo per l'anno prossimo. Via.